Rapinati due triestini nella zona di Largo Barriera, avvicinati da un gruppo di stranieri, poi svanito nel nulla. La polizia ha arrestato un egiziano, ricercati i complici. Sono 3 i furti in appartamento segnalati alle forze dell'ordine nelle ultime 24 ore a Trieste, un fenomeno che cresce proprio durante i periodi festivi. Sorpresi dai vigili in Borghese a copiare tramite auricolari e telefonini durante il test teorico della patente, denunciati 3 cittadini pakistani. Tornano Bora e freddo, temperature impicchiate nel fine settimana a Trieste. In tutta la regione ICS la lancia l'allarme, migranti al freddo, rischiamo il morto. Una sentenza del TAR impone alla regione il riavvio delle concessioni per la cabinovia Novo Via, inutile proseguire, il comune replica, avanti senza intoppi. Dopo il boom natalizio, domani al via i saldi nei negozi di Trieste, previsti sconti su merce e prodotti anche fino al 70%. Prosegue il mercato dell'Unione, ingaggiato il terzino sinistro Damiano Cancellieri. Domani alle 21:30 su Tele4 il match contro la Clodiense. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. Rapinati 2 triestini nella zona di Largo Barriera, avvicinati da un gruppo di stranieri, poi svaniti nel nulla. La squadra mobile ha arrestato un egiziano che era in possesso di un coltello. Sono ricercati i complici. Il servizio di apertura di Marco Stabile. Accerchiati in Largo Barriera da un gruppo di stranieri, rapinati di ciò che avevano in tasca, pochi contanti e gli smartphone, sotto minaccia di un coltello, per poi vedere gli aggressori svanire tra le vie limitrofe di corsa. E quanto successo ieri sera a 2 triestini di mezza età, in uno dei punti nevralgici del centro città, una zona di via vai continuo fra bar, autobus e negozi di ogni tipo. L'immediato allarme al 112 ha permesso di attivare in breve gli uomini della squadra volante che in zona hanno rintracciato e arrestato un cittadino egiziano trovato in possesso del coltello, che ha preso parte alla rapina e stava ancora cercando un rifugio sicuro. I complici però sono ancora ricercati. Nulla di più filtra dalla questura in seguito allo stop alle notizie, almeno per il momento, imposto dall'autorità giudiziaria in considerazione delle indagini in corso e della necessità di risalire a tutti gli autori materiali del reato. Di certo a colpire è come questa volta il fatto criminale non si sia consumato internamente ad enclave straniere, ma sia stato diretto a 2 triestini, scelti come vittime dagli aggressori, che hanno fatto della forza del branco, utile a spaventare i malcapitati, e della presenza di almeno un coltello, la loro arma di convincimento per la consegna dei valori. Sono 3 i furti in appartamento che sono stati segnalati alle forze dell'ordine nelle ultime 24 ore a Trieste, a riprova che il fenomeno torna a crescere nei periodi festivi. Continua l'allarme furti in abitazione a Trieste dopo la cassaforte asportata in via Tedeschi con un bottino da 40.000 euro e le segnalazioni del ritorno in azione della banda della Colla nella periferia est della città. I mattinali di carabinieri e polizia segnalano altre 3 denunce, giusto appunto parlare di fatti di cui sono state messe a conoscenza le forze dell'ordine e non di colpi effettivi. Quelli verranno riscontrati complessivamente dopo l'Epifania, quando i molti vacanzieri faranno rientro a casa. Il primo episodio è quello accertato dai carabinieri della compagnia di via Ermet in via Commerciale 153, dove è stata trovata la porta di un'abitazione sfondata dai topi d'appartamento. I militari sul posto con la figlia dei proprietari attualmente in vacanza hanno accertato l'intrusione, anche se non è ancora chiaro l'effettivo ammanco di eventuali preziosi o contanti. Professionisti dello scasso in azione anche in un appartamento di via San Marco a San Giacomo, dove il bottino dovrebbe ammontare ad alcune migliaia di euro. Furto questo segnalato alla questura, esattamente come l'episodio riscontrato in via Capodistria, non lontano dalla zona di Baiamonti, già colpita durante il periodo natalizio, dove i ladri hanno tentato di introdursi in un appartamento per poi desistere, lasciando però chiari segni di scasso sulla porta. I consigli per evitare di restare vittime dei malintenzionati sono sempre gli stessi: lasciare qualche luce accesa, piazzare telecamere e magari far monitorare la situazione dai vicini di casa mentre si sceglie di passare qualche giorno di relax altrove. Ancora un furto da 1.000 euro nella pizzeria Bianco di Viale 20 Settembre, è successo nella notte fra il 1° e il 2 gennaio, sul caso indagano i carabinieri.
Furto nella notte tra mercoledì e giovedì qui alla pizzeria Bianco in viale 20 settembre. I ladri sono riusciti a entrare da una finestra e hanno portato via dalla cassa circa 1.000 euro. Silenziosi e veloci, senza aver lasciato segni di effrazione. I malintenzionati ci hanno messo davvero poco tempo, con il favore delle tenebre, per asportare l'intero fondo cassa una volta entrati nel locale. L'ennesimo furto a Trieste questa volta si è consumato nel ristorante Pizzeria di viale 20 settembre, zona centralissima della città. È stata la signora che ogni mattina svolge le pulizie ad accorgersi di quanto successo. La donna nella mattinata di ieri, mentre puliva all'interno del locale, si è accorta che la finestra stranamente era aperta. Da ciò a capire cosa fosse successo il passo è stato breve. Dalla cassa mancavano contanti per 1.000 euro. Dentro il ristorante nessun disordine. I ladri sono andati a colpo sicuro verso la cassa e hanno prelevato il denaro. Poi si sono dileguati. Anche la finestra che si affaccia sulla via perpendicolare al viale non è danneggiata. Dopo il colpo notturno sono stati allertati i carabinieri di via Ermet, che sono arrivati sul posto alla caccia di possibili indizi lasciati dai malintenzionati. C'è un'unica telecamera all'angolo fra il viale 20 settembre e via Paduina. La speranza è che quel circuito di videosorveglianza possa aver intercettato il passaggio dei ladri. Sorprese a farsi suggerire via telefonino appositamente muniti di microauricolari le risposte al test teorico per il conseguimento della patente. La polizia locale, che si è mimetizzata in Borghese fra i candidati, ha scoperto in flagranza di reato 3 cittadini di origine pakistana durante l'esame in corso negli uffici della motorizzazione di Trieste. Ricevevano in videochiamata le risposte e i suggerimenti necessari per passare l'esame teorico della patente. 3 giovani di nazionalità pakistana sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi a copiare utilizzando i metodi più moderni. Secondo le indagini degli agenti della polizia locale, che si sono presentati all'esame in Borghese fingendo anch'essi di doverlo sostenere, i 3 candidati erano in possesso di cellulari con microcamera, microfono e mini auricolare, strumenti utili per collegarsi con un complice che forniva loro le risposte. L'episodio è avvenuto negli uffici della motorizzazione civile di via Udine lo scorso 11 dicembre. L'indagine della locale è scattata a seguito della segnalazione di un dirigente della struttura che già in precedenza aveva notato delle situazioni sospette circa ad alcuni candidati di origine straniera. La presenza degli agenti ai banchi dell'esame ha permesso di smascherare il terzetto di pakistani, rispettivamente di 40, 33 e 24 anni. I 3 ora dovranno rispondere di falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o sulla qualità personale o di altri. E con le prossime immagini ci spostiamo nel rione di San Giacomo, notizia proprio di poco fa, praticamente per un principio di allagamento a un condominio, vedete i vigili del fuoco in azione, in un condominio all'incrocio tra via Caprin e via San Giacomo in Monte, intervento dei pompieri proprio per verificare cosa stava succedendo, un allagamento che ha interessato parte del condominio, quindi i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per arginare il problema. Naturalmente restringimento della carreggiata in via San Giacomo in Monte con il via vai di auto che ovviamente ha dovuto pazientare prima di poter transitare un senso unico alternato sostanzialmente, poi naturalmente via Caprina è stata chiusa in discesa al traffico, quindi insomma il disagio della viabilità, ma per fortuna nulla di grave. Temperatura in picchiata nel weekend in tutto il Friuli Venezia Giulia, termometro vicino allo zero anche sulla costa dove soffia la bora. Da martedì svolta meteo con l'ingresso dello scirocco, con piogge un po' dappertutto e forti nevicate in montagna. Il punto della situazione nel servizio. È tornata la bora che con sé riporta anche il freddo, temperature destinate a scendere in questi giorni con la colonnina di mercurio che nel fine settimana potrà toccare gli 0 gradi sulla costa fino a -4 in pianura su tutta la regione. In Friuli Venezia Giulia affluiscono correnti più secche a seguito del passaggio del fronte atlantico nella notte fra giovedì e venerdì, prevista stabilità fino a domenica mattina. A parte la parentesi di freddo che inciderà nelle giornate di domani e dopodomani, correnti da ovest in quota riporteranno nuvolosità prima
di un marcato fronte atlantico che arriverà martedì 7 gennaio. Dall'inizio della prossima settimana vento di scirocco manterrà le temperature miti. Domani sabato una bella giornata con temperature basse e praticamente andremo sotto zero dappertutto, in pianura ma anche sul Carso, valori appena di qualche grado sopra lo zero sulla costa, tempo bello in montagna. Domenica ci attendiamo già un altro cambiamento, resterà tempo discreto o anche buono in montagna con cielo poco nuvoloso variabile, direi più soleggiato sulle zone interne ed in quota, e invece comincerà purtroppo nuovamente ad annuvolarsi su pianura e costa, specie sulle zone orientali, anche sul Carso. Avremo già domenica un cielo nuvoloso, diventerà anche coperto nel corso della giornata, sarà una giornata piuttosto fredda e umida. Per quanto riguarda il giorno dell'Epifania non cambia molto purtroppo, con tempo grigio su pianura e costa e anche possibili piovigine e deboli piogge. Si avvicina però, come dicevate, un fronte che porterà a un cambiamento abbastanza marcato nella notte tra il 6 e soprattutto martedì mattina 7, quindi probabilmente martedì mattina, un po' con il rientro anche delle scuole e di tutte le attività, ci alzeremo con delle piogge sparse, più abbondanti poi nel corso della mattinata, vento da sud anche sostenuto sulla costa e neve in montagna, questa è sempre benvenuta, e che cadrà, diciamo, abbondante martedì mattina, probabilmente a quote intorno ai 1200-1300 metri. Rischia di scapparci il morto, le istituzioni non hanno pensato a un piano emergenza freddo, è la denuncia del presidente di ICS Gianfranco Schiavone. Sono 30 i migranti senza dimora che patiscono i rigori dell'inverno, i trasferimenti verso le altre regioni in questo momento sono bloccati. Le temperature sono bassissime in queste notti, praticamente questo fine settimana. Io non escludo che possa anche morire qualcuno. Emergenza freddo a Trieste per quei migranti che non hanno ancora un luogo dove stare. A lanciare l'allarme è Gianfranco Schiavone, presidente di ICS. Sale la preoccupazione per le condizioni di quelle persone che stanno già patendo i rigori dell'inverno. Ieri sera c'avevo un ragazzo con 40 di febbre che non sapevamo dove mettere, sì, per dire. E questo sembra che in questa città alle istituzioni, prefettura e comune non interessi assolutamente nulla. Ad aggiungersi a ciò l'assenza di trasferimenti, a quanto risulta bloccati dal 20 dicembre e con possibilità di ripresa il 9 gennaio. Il che ha prodotto una situazione di ingolfamento dei dormitori, e nonostante tutti i richiedenti asilo siano stati sistemati nei limiti del possibile nei dormitori, abbiamo almeno una trentina di persone che sono forzatamente in strada, alle quali aggiungiamo un numero difficilmente quantificabile di persone in transito che continuano a rimanere in strada. E le motivazioni saranno anche le solite, diciamo che il periodo è natalizio, ma il mondo non va in vacanza, sarebbe come chiudere un ospedale o no. Quella che denuncia Schiavone è una mancanza totale del piano emergenza freddo. Avremmo dovuto avere un programma emergenza freddo, se non altro per 10 giorni, diciamo un pochino più adeguato, ma probabilmente il panettone veniva prima, insomma, è chiaro. Il TAR regionale ha accolto 2 dei 4 ricorsi contro il progetto della cabinovia. La Regione dovrà riavviare il procedimento in merito alle concessioni rilasciate per realizzare l'opera. Ma ha senso ancora procedere? Dopo 3 anni siamo di nuovo al punto di partenza. Lungo l'iter della cabinovia cade una tegola per nulla leggera. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto 2 dei 4 ricorsi presentati da una serie di realtà contrarie al progetto, ovvero i 2 sottoscritti dagli ambientalisti e dai residenti di Strada del Friuli. Quello della Lipu su Bosco Bovedo è stato rinviato al 16 aprile, laddove è stato respinto quello presentato dalle comunelle. La sentenza, firmata lo scorso 18 dicembre, ordina alla Regione di riavviare il procedimento per quanto concerne le concessioni rilasciate per realizzare l'opera. Il TAR ha ritenuto che era illegittimo quanto era stato fatto dalla Regione e dal Comune di Trieste. Quindi da questo punto di vista soddisfazione. Affinché possano essere rilasciate le concessioni per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune, si legge nella sentenza, è necessaria la preventiva e sicura verifica della compatibilità dell'opera con i vincoli urbanistici e paesaggistici. Secondo il giudice Carlo Modica de Moac di Grisi, tale ricognizione sarebbe avvenuta in modo
modo del tutto carente, mentre le conclusioni a cui si era arrivati alla fine della conferenza dei servizi, prosegue la sentenza, sono state formulate in patente violazione del principio secondo cui le valutazioni istruttorie e procedimentali non vanno operate su ipotesi future, ma sulla base dello stato di fatto e di diritto. Il procedimento per essere corretto deve attendere l'approvazione della variante e del progetto definitivo, cosa che noi sapevamo. Ci meraviglia che chi è preposto a fare questi provvedimenti non lo sapesse. Ancora, il progetto di fattibilità tecnica sarebbe privo di un requisito fondamentale, pertanto le indicazioni per portare avanti l'opera sarebbero decisamente aleatorie. Il TAR ritiene che quanto finora risposto sia dal Comune che dalla Regione non sia sufficiente a smentire quanto noi abbiamo sostenuto. Quindi andiamo avanti fiduciosi. Relativamente alle sentenze espresse da TAR circa i ricorsi presentati contro la cabinovia metropolitana Trieste Officina, l'amministrazione comunale con soddisfazione prende atto che il ricorso presentato dalle comunelle è stato dichiarato inammissibile da parte del Tribunale amministrativo regionale. Relativamente agli altri due ricorsi, identici nei contenuti ma con richiedenti differenti, presentati avverso il decreto regionale per la concessione per la costruzione e esercizio dell'infrastruttura, l'amministrazione prende atto che il TAR ha semplicemente chiesto alla Regione di riavviare il procedimento di rilascio della concessione, scegliendo se concludere il procedimento allo stato attuale o attendere il passaggio in Consiglio Comunale della variante al piano regolatore. L'iter quindi, per quanto di competenza, può procedere regolarmente senza intoppi. Conto alla rovescia per la partenza di saldi invernali in programma da domani e fino alla fine di marzo. I ribassi partono a ridosso di un dicembre piuttosto soddisfacente. Il primo weekend di gennaio per tradizione ormai porta con sé la partenza dei saldi invernali e dunque domani si comincia già con percentuali di sconto piuttosto elevate, 70-80% applicate da alcuni negozi appartenenti alle grandi catene, laddove quelli più piccoli partiranno con ribassi più contenuti, 20-30%, per scendere negli sconti nelle prossime settimane. Abbiamo chiesto ad Elena Pellaschiar, ai vertici del gruppo commercio di Confcommercio Trieste, qual è oggi come oggi il significato economico dei saldi che fino a qualche anno fa erano visti come una sorta di ancora di salvezza per più di un commerciante. Oggi è molto diverso perché ci sono le promozionali prima dei saldi, la gente compra anche in maniera diversa, però sono sempre una cosa che la clientela aspetta veramente. Se 10 anni fa veramente erano tutti anche a fare la fila per entrare il giorno dei saldi, oggi un po' meno, ma tutti aspettano per fare dei buoni affari. Il periodo dei saldi, cui si arriva anche dopo una serie di promozioni e che in alcuni casi serve anche per esporre i primi arrivi primavera-estate, consente agli addetti ai lavori di trarre un bilancio degli affari di fine anno. Ma questo dicembre è andato abbastanza bene, non splendente come l'altro anno, ma molto molto bene per tutti i negozi che sono più in centro. Però una novità di quest'anno è che i turisti si stanno spostando anche nelle periferie, quindi troviamo turisti anche a Roiano, a San Giacomo. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma torniamo fra poco con altre notizie e servizi. Buone notizie per la nave dell'OGS Laura Bassi, che è potuta ripartire per la prevista spedizione in Antartide. La rompighiaccio Laura Bassi, che porta in giro per il mondo le insegne dell'OGS di Trieste, è ripartita dal porto di Lyttelton in Nuova Zelanda per prendere parte alla 40ª spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide dopo l'interruzione del suo viaggio dovuto a un guasto al motore. La nave dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale aveva mollato gli ormeggi il 15 dicembre, ma 2 giorni dopo aveva dovuto invertire la rotta poiché a circa 300 miglia a sud della Nuova Zelanda aveva subito un'avaria al motore di sinistra che aveva portato il comandante a decidere di rientrare al porto di partenza dove erano iniziati gli interventi di riparazione. Oggi alle 13 locali, l'una di notte in Italia, la nave, con a bordo il personale tecnico, il medico, una biologa colombiana e 23 membri dell'equipaggio, ha potuto riprendere il suo viaggio e le attività previste per la spedizione italiana in Antartide, finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, gestito dal CNR per il coordinamento scientifico, dall'Enea per la pianificazione e l'organizzazione logistica delle attività
Lega e dall'OGS per la gestione tecnica e scientifica della rompighiaccio Laura Bassi. L'arrivo alla stazione Mario Zucchelli è previsto per l'11 gennaio, le operazioni di carico presso la base dovrebbero concludersi in 3-4 giorni e rientro a Littleton è previsto tra il 21 e il 22 gennaio. Immediatamente dopo inizierà un secondo viaggio di nuovo verso l'Antartide per effettuare le ricerche scientifiche previste, prevalentemente oceanografiche. Siamo arrivati alla pagina dello sport. Dopo l'attaccante Udò dal Trapani e il centrocampista Fiordilino dal Venezia, la Triestina ingaggia il triestino sinistro Damiano Cancellieri. 23 anni, Cancellieri arriva a titolo temporaneo dall'Avellino e si è legato alla Triestina con un contratto fino al termine dell'attuale stagione agonistica. Dopo aver completato il percorso giovanile tra Cagliari e Torino, ha fornito un contributo determinante nella prima storica promozione in Serie C del Monterosi. Dal club laziale rimane un'ulteriore stagione e mezzo, 49 presenze, 2 reti e 4 assist prima di trasferirsi al Perugia in Serie B con 6 presenze nella seconda metà del campionato 2022-2023. Con i biancorossi umbri ha disputato anche la scorsa stagione in Lega Pro, collezionando 29 presenze, 1 gol e 2 assist. Nella prima parte dell'attuale campionato ha infine vestito la casacca dell'Avellino, mettendo insieme 6 presenze. Vi ricordiamo che la partita fra Triestina e Clodiense andrà in onda sabato sera, cioè domani sera alle 21:30 su Tele4. Domenica partita importantissima della Pallacanestro Trieste in prospettiva dell'auspicata qualificazione alle Final 8 di Coppa Italia. A Scafati il primo dei 2 match chiave per la conquista delle Final 8 di Coppa Italia. Il primo obiettivo della stagione per una società che, pur neopromossa, non ha mai nascosto le proprie ambizioni di vertice in considerazione in primis di campagna acquisti estiva e successivamente del leitmotiv imperativo del presidente Paul Matiasic. Il nostro obiettivo primario è vincere. Il nostro obiettivo secondario è vincere. E il nostro terzo obiettivo è vincere anche. Dunque, in attesa dei playoff, rientrare nelle migliori 8 di metà stagione è chiaramente il primo passo necessario per approdare la kermesse che si disputerà a Torino. Però bisogna battere la formazione guidata dal terzetto formato dalla guardia Rob Gray, 21 punti a partita, l'ala piccola Elia Stewart, oltre 15, e l'ala forte Cruise Pinkins, che oltre ai 13 punti aggiunge anche quasi 8 rimbalzi a gara. Accanto a loro l'esperienza di Andrea Cinciarini e la qualità di Paulius Sorokas. Insomma, di talento ce n'è e il Palasport di casa, lungi dall'essere un catino da 6.000 spettatori come quello di Trieste, l'arena biancorossa è la terza più popolata della Lega dopo Olimpia e Virtus in A1, è comunque un campaccio in cui dover strappare 2 punti. La formazione di Damiano Pilot, che ha vinto 4 partite sin qui ed è 12ª in classifica, segna poco meno di 86 punti, 2 in più di Trieste e cattura 35 rimbalzi a match, 4 in meno dei giuliani. A netto di tutte le considerazioni statistiche, tattiche e dei possibili mismatch, bisogna essere franchi: la formazione di Jamion Christian ha nettamente più talento degli avversari salernitani. Il trio Ross, Brown e Valentine deve far valere il maggior tasso tecnico, mentre dopo le botte sotto il ferro con Venezia, stavolta pure vicino al canestro, Brooks, Candussi e Johnson avranno qualche vantaggio in più. Resta da chiarire che non sarà un match facile, ma è necessario essere cinici per poter chiudere al meglio il girone d'andata il 12 gennaio in casa con Pistoia. La pallamano Trieste è lieta di comunicare di aver perfezionato l'inserimento a roster del giocatore mancino classe 1998 Germano Alberino, 181 scusate, per 88 kg, argentino di nascita ma dotato di passaporto italiano. Alberino potrà giocare con lo status di giocatore naturalizzato al pari di Facundo Garcia e Federico Vanoli, occupando così il terzo slot dei 4 disponibili da disposizione federale in materia. Un innesto di rilievo quello di Alberino, in quanto capace di ricoprire sullo scacchiere tattico sia il ruolo di terzino destro che di ala destra. Cresciuto in patria nelle file del Manuel Dorrego Club, Alberino nel 2021 si trasferisce in Italia per disputare il campionato di Serie A1 con la maglia della Pallamano Pressano, allora allenato da Alessandro Fusina. Alla fine della stagione quinto assoluto in classifica. Dopo la breve parentesi con il club trentino, Alberino resta in Europa
Tropesi a casa in Francia al Cavinal Nice, con la quale disputa sia la stagione agonistica 2022-2023 che quella 2023-2024. Per quel che concerne il numero di maglia del nuovo acquisto biancorosso, German Alberino giocherà le prossime partite indossando la casacca numero 11. Questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ricordo i prossimi appuntamenti con le notizie, già domani mattina dalle 7 in diretta con Sveglia Trieste insieme a Laura Buccarella e i suoi ospiti, ovviamente i telegiornali delle 13:20 e delle 19:30 sempre su Tele4. Vi lascio in compagnia del presepe della famiglia Romeo, buona serata.